Buongiorno cari amici, benvenuti anche questa sera nel canale vostro Maletto Veneziano. Oggi parleremo di come trovare degli squilibri energetici e di usare alcuni circuiti. Prima chiaramente il circuito Bovis che avete visto in anteprima e poi vi farò vedere un altro circuito ideato da Giorgio Chicchi. Però prima di fare questo il vostro Maletto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gara Maletto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi social di Facebook o Twitter o anche Instagram ed eventualmente di lasciare un super like tanto per farci contenti e nell'eventualità voi volete scaricare gratuitamente degli ebook, abbiamo messo degli ebook gratuiti anche di chiriologia della lettura della mano nel sito capitano.intervista.org. I link sono sotto qui in descrizione, mi raccomando, poi stasera alle 21 di The Gara Marietta Veneziano nelle sibili interattive gratuite nel canale del vostro Marietta. Quindi io stasera alle 21 sarò qui con voi o per chi vorrà venire. In più, voglio ricordare che abbiamo anche la sezione shop nel sito capitano.intervista.org dove si possono acquistare amuleti, ciondoli, insomma i servizi che il Legame Maledetto Veneziano mettono a disposizione di chi vuole praticamente avere qualcosa di più performante. Comunque vi ricordo che sono già stati scaricati 150.000 ebook e più o meno il Maledetto Veneziano ha regalato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici quadranti radioestetici. Bene, partiamo un po' per come vedere questi squilibri energetici e vi farò vedere due circuiti, un quadrante radiostesico, anzi due quadranti radiostesici che li ha creati Giorgio Picchi, ma il vostro Maretto Veneziano ha creato la stessa identica cosa negli ebook, no? Però ogni tanto faccio vedere anche qualche versione di qualche grande della radiestesia, della radionica, che purtroppo Giorgio Picchi non è più con noi dal 2011, però ha fatto qualcosa di importante e bisogna dargli atto anche, no? Il primo circuito è il circuito che praticamente fa capire il biometro Bovis. Vedete questo qua. Io ne ho fatto un altro e è praticamente la stessa identica cosa e lo si trova praticamente nella prima paginata che qui si vede la schermata iniziale di questo video. Quindi questo serve per cercare col pendolino chiaramente i Bovis. I Bovis sono una frequenza, no? Praticamente si vede che da 6500 in giù o la persona ha qualche pecca, no? Potrebbe essere anche a livello spirituale, materialista o magari anche qualche pecca a livello fisico, qualche patologia latente di sommersa. Chiaramente più si va verso lo zero, più chiaramente la patologia è importante. Ma questa pillola riguarda soprattutto quando bisogna cercare degli squilibri energetici tipo delle cause, no? Che magari delle persone in un certo senso vengono influenzate in modo molto importante. Ci sono questi circuiti anche nel sito capitano.interviste.org gratuiti, ma io userò oggi quelli di Giorgio Picchi tanto per dare una spolverata anche a questi mostri sacri della radiostesia radionica che hanno preceduto il Marietto veneziano. Ed è questo qua. Vedete? È un circuito semplice, vedete? In cui praticamente col pendolino si può ricercare le varie cause che possono portare a degli squilibri. Praticamente può essere ad esempio fattori endogeni all'organismo, quindi patologie, conseguenze di traumi fisici oppure condizioni ambienti di lavoro, insomma ci sono varie possibilità in cui una persona può, tramite un'indagine radiostesica, valutare qual è lo squilibrio, perché ci sono ad esempio delle mamme che vengono e dicono guarda, mio figlio, mio marito oppure mio padre c'è qualcosa che non va e con un circuito, un quadrante radiostesico così si può iniziare a fare un'indagine approfondita, un'indagine seria. Vi ricordo questi qui sono è farina del sacco del signor Giorgio Picchi che ha scritto dei bei manuali di radiostesia e radionica. Purtroppo nel 2011 ci ha lasciato. Però chiaramente prima si inizia sempre con l'indagine dei Bovis, così che si vede la qualità del corpo eterico della persona. Se è sotto i 6500 Bovis, chiaramente la situazione può incominciare a impensierire. Se sopra i 6500 Bovis, dai 6500 ai 9000 o agli 8500 siamo nella normalità, sopra chiaramente la situazione è molto favorevole. È chiaro però una cosa, guardate bene,
che magari c'è gente che non ha mai visto questi circuiti qua, e non sa di cosa stiamo parlando. Dovete stare attenti però, perché se voi vi calcolate i bovis e facciamo finta che siete 8.000 e siete vicino a una persona che ha uno scatto di 1.500 o più bovis, cioè magari 1.800 bovis, chiaramente cosa non quadra, il cerchio non quadra e potresti avere in futuro delle difficoltà. Quindi bisogna sempre cercare delle persone con delle affinità, a livello vibrazionale. Quindi se uno è 8.000 bovis deve trovarne o uno di 9.000, 9.500 bovis massimo, o massimo in giù di 6.500 bovis. Se uno è 8.000 bovis e va insieme a uno di 4.000 bovis, capirete anche voi che ci sarà sempre qualche problema o qualche peccato o pecca nel, come si dice, nell'unione, no? E sarà sempre una cosa che traballerà male. Quindi questo per dire, no? Quindi quel quadrante radiostesico che avete visto in apertura come prima pagina va benissimo anche quello, da quello l'ha fatto Marietto Veneziano, lo trovate nel sito del capitano.artista.org, oppure se avete, perché molti che mi seguono sono anche radiestesisti di vecchia data, se avete un libro del Picchi, radiestesia dalla A alla Z, troverete questo circuito di Bobis, oppure questo bellissimo circuito per cercare gli squilibri energetici. Però vi ricordo anche che nel sito Capitano, oltre alla radiestesia, abbiamo anche dei 4 ebook molto importanti di chiriologia, cioè lettura della mano, che sono piccoli ma fanno la sua bella figura e danno molte informazioni. Bene cari amici, vi ricordo stasera 21, canale Marietto Veneziano, Illigarda e Marietto Veneziano per la lettura delle sibille interattive gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.